Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania ha arrestato l'uomo che ha tentato il femminicidio della moglie colpendola con numerose coltellate. Da poco uscito dal carcere non accettava la separazione voluta dalla donna che è in pericolo di vita. L'aggressione in strada a Picanello dove dominano incredulità e amarezza. A Palermo caccia a 3 giovani del quartiere Arenella, fra loro chi ha violentato dopo un incontro su Tinder la studentessa americana di 18 anni in vacanza in Sicilia. Sempre a Palermo è ancora un giallo, la morte di Gerda Caruso, l'autopsia non ha dato risposte definitive. Occorrono altri esami, i suoceri accusano il marito di aver avvelenato la moglie. Tutte bugie, replica l'uomo. Niscemi, il procuratore Vella, che indaga per disastro colposo dopo lo smottamento di gennaio, dice non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza il territorio dopo la frana del 97, nonostante un finanziamento regionale di 12 milioni inutilizzato e nella fascia rossa non dovevano esserci abitazioni. Sicilia divisa in due quanto a presenze di turisti per Pasqua, bene a Palermo, molto meno a Taormina. A incidere soprattutto lo scenario internazionale con la guerra in Medio Oriente, grandi assenti giapponesi, cinesi, indiani. È arrivato il Sicilia Express, dividendosi stamane nelle 2 fermate conclusive, a Palermo e a Siracusa. Partito da Torino riporta a casa per Pasqua studenti fuori sede e lavoratori che sfuggono così al caro voli. Viaggio lungo ma più divertente dell'aereo e il coro unanime. Calcio, il Catania si prepara alla gara di Pasquetta con il Picerno al Massimino. Viali punta a confermare la vittoria di Latina e a consolidare il secondo posto. Al vaglio le soluzioni offensive senza Forte e Rolfini. Bentrovati. A Catania ha arrestato l'uomo che ha tentato il femminicidio della moglie colpendola con numerose coltellate. Da poco uscito dal carcere non accettava la separazione voluta dalla donna che è in pericolo di vita. Tonino De Manna. Sono in lieve miglioramento ma sempre gravi le condizioni della signora vittima di un tentato femminicidio a Catania. La donna si trova ricoverata in terapia intensiva qui al centro cuore di Pedara. È viva per miracolo dopo essere stata colpita da una serie di coltellate, una ha addirittura toccato il cuore. Ad infliggerle il marito Giovanni Platania, 56 anni, scarcerato proprio il giorno della festa della donna, l'8 marzo. Da quel giorno l'uomo avrebbe cercato di riallacciare rapporti con la moglie che invece non voleva più saperne, tanto da voler avviare le pratiche per la separazione. La forte conflittualità sarebbe il movente dell'aggressione con Platania che ieri sera avrebbe cercato il confronto con la donna ma all'ennesimo rifiuto avrebbe perso la testa inseguendola per strada e colpendola con una serie di fendenti nei pressi di un negozio di casalinghi in via Villa Gloria a Picanello. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico prima di essere trasferita a Villa Morgagna a Pedara. Quali sono le condizioni della signora? La paziente è stata trasferita nel corso della notte a seguito di plurime ferite di arma da taglio che hanno colpito organi vitali. La minaccia era che si potesse rendere necessario un intervento d'emergenza per una lesione al cuore che effettivamente poi è stata, evitata. È stata presa in consegna da un'equipe multidisciplinare. Certo, qui parliamo di uno staff che comprendeva molti specialisti delle discipline della cardiochirurgia, chirurgia addominale, toracica, radiologia, perché appunto i colpi sono stati numerosi e hanno colpito praticamente tutto il tronco della paziente, dal collo fino giù all'addome. In mattinata, intorno alle 10, Platania è stato individuato dai carabinieri in piazza Giambattista Pergolesi, non distante dal luogo dell'aggressione. Aveva ancora tracce di sangue sui vestiti, mentre l'arma, un coltello, era già stata ritrovata sul luogo del tentato femminicidio. Nel quartiere catanese di Picanello resta lo shock dopo il tentato femminicidio avvenuto sotto gli occhi di molti testimoni, una tragedia familiare che contrasta amaramente con il murales del quartiere
che invoca rispetto per le donne. Eva Spampinato. L'avevo visto ora, ho detto Giuseppe non ci cascare più. Siamo tutti sconvolti. Non c'è niente da dire, non lo so. Picanello è un quartiere ancora sconvolto, pochi parlano, tutti guardano con sospetto le telecamere, qualcuno alza anche i toni, ma qui in via Villa Gloria a Catania dalla scorsa sera non c'è pace. E chi ha visto con i propri occhi Giovanni Platania scagliarsi contro la moglie con il coltello in mano porta ancora addosso i segni del tentativo di aiutarla. Ho sentito dire che il signor Carmelo, come ha visto a lui che aveva in mano il coltello, è andato di dietro per tirarlo, lui gli ha dato uno spintone e l'ha fatto cadere a terra. Quindi rischiando anche lui. Rischiando lui, una persona grande. Giovanni e Rosaria sono cresciuti insieme, sposati da giovanissimi, hanno 4 figli e anche dei nipoti, ma già da parecchio tempo lei voleva separarsi. Questi ragazzi li ho visti crescere, un matrimonio certo bruscoso perché lui è stato sempre arrestato, però lei gli è stato sempre vicino, hanno 4 figli. E certo è una cosa che fa male perché lui aveva una settimana che era uscito. L'avevo visto ora. Così pensa ai tuoi nipotini, perché sono nipotini, pensa a tutto, però io l'ho visto un pochino. Parte il cervello, a certi uomini non accetto. Ma ammazzarla perché ora tu non ti consumaste e si ammazzava. Intanto nel quartiere dove è nato e cresciuto Giovanni e dove l'uomo è stato ritrovato 14 ore dopo il tentato femminicidio c'è un murales che oggi suona proprio come un paradosso, rispetto per la donna. Nel quartiere di Picanello, sempre a Catania, la squadra mobile della questura ha arrestato un uomo di 41 anni che faceva il corriere della droga. La polizia gli ha sequestrato 15 kg di marijuana. A Palermo caccia 3 giovani del quartiere Arenella, fra loro chi ha violentato la studentessa americana di 18 anni in vacanza in Sicilia. La giovane nelle prossime ore ripartirà per gli Stati Uniti. Marco Gullà. Si trovava in vacanza da almeno 15 giorni in Italia la studentessa americana che frequenta il primo anno di college che sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un giovane a Palermo. In questo momento però sono 3 i ragazzi dell'Arenella che sono ricercati dagli agenti della squadra mobile. La giovane insieme ad un'amica, anche lei statunitense, avrebbe trascorso l'ultima serata in vacanza nel capoluogo siciliano in una discoteca. Una volta tornata nella struttura ricettiva in piazzetta di Cristofolo all'Arenella, la vittima avrebbe iniziato a chattare sul social Tinder con un ragazzo palermitano. Poco dopo i due si sarebbero dati appuntamento nel B&B dove alloggiavano le turiste. Il giovane che avrebbe abusato della studentessa americana si sarebbe presentato insieme ad altri 2 ragazzi. Questi ultimi però avrebbero trascorso alcune ore con l'amica della vittima, mentre la turista diciottenne e il giovane palermitano si sono appartati in stanza. In effetti, come avrebbe raccontato la giovane vittima, ci sarebbe stato un rapporto consensuale. Poi però ci sarebbe stata la violenza e l'aggressore sarebbe andato via solo all'alba. Oltre alla violenza, le 2 turiste hanno presentato denuncia anche per un furto di gioielli subito quella notte. Ieri si sono svolti diversi interrogatori alla squadra mobile, tra questi anche quello di un giovane turista americano che la coppia di amiche avrebbe conosciuto il giorno prima della violenza. Gli agenti di polizia stanno analizzando il telefono della vittima per risalire all'aggressore e ai 2 giovani che l'hanno accompagnato al B&B. Restiamo a Palermo. L'autopsia non ha risolto il mistero della morte di Gerda Caruso, la donna trovata senza vita in casa dal marito. La famiglia accusa il coniuge che parla invece di morte naturale e respinge ogni accusa. Maglio Viola. Bisognerà aspettare gli esiti degli esami istologici per i quali potrebbero servire fino a 30 giorni per avere certezza sulle cause della morte di Gerda Caruso, la donna di 50 anni trovata senza vita dal marito nella loro abitazione di via Maccionello, nella zona nord della periferia di Palermo a ridosso della circonvallazione. L'autopsia svolta questa mattina all'Istituto di Medicina Legale non ha rilevato cause evidenti e dunque saranno gli esami tossicologici e quelli istologici a dover dire se ci siano state cause esterne o se la morte sia da ricondurre a cause naturali, come sostiene il marito. Il coniuge Giuseppe Greco respinge infatti con forza le accuse mosse dalla famiglia della donna, che chiede di accertare con rigore come sia morta. Gerda è stata ritrovata senza vita proprio dal marito e da subito il clima intorno alla vicenda è apparso pesante. Dubbi, sospetti e tensioni familiari fanno da sfondo alla vicenda, ma ai sospetti della famiglia della vittima il marito risponde con forza. Gerda soffriva di ipertensione, aveva problemi cardiaci ed era diabetica, sostiene Giuseppe Greco. Aveva subito 3 interventi, racconta, e fra noi non c'erano problemi. Le tensioni erano invece con la famiglia di lei, continua. L'ho trovata a terra ed era già morta, conclude. Tutto il resto non esiste.
In un negozio di Campofelice di Roccella, i finanzieri di Palermo hanno sequestrato oltre 200.000 articoli, soprattutto giocattoli e addobbi pasquali, eccoli qua, privi delle garanzie di sicurezza e senza il marchio obbligatorio di rispetto delle norme europee. Multato per 35.000 euro il titolare cinese. Niscemi, a distanza di quasi 30 anni dalla frana del 1997, nulla è stato fatto rispetto a ciò che era stato previsto per mettere in sicurezza il territorio. 2 mesi dopo il disastro del 25 gennaio, il procuratore Vella fa il punto sull'inchiesta che mira ad accertare responsabilità finora mai chiarite. Gerry Italia. A 2 mesi dalla frana che ha sconvolto Niscemi va avanti l'inchiesta della Procura di Gela, un'indagine che punta a fare luce sulle responsabilità di un evento che ha segnato profondamente la comunità. Un lavoro che però non si ferma al presente. Secondo gli inquirenti le cause del disastro potrebbero affondare le radici lontano nel tempo. Già dopo il 97 il territorio era stato classificato ad altissimo rischio idrogeologico. Erano stati stanziati circa 12 milioni di euro per la messa in sicurezza, ma molte di quelle opere non sono mai state completate. Opere non realizzate, interventi che dovevano essere fatti in regime ordinario, quindi non più di emergenza frana 97, ma di tutela del territorio, opere che dovevano essere progettate e attuate e che non sono state fatte. E poi l'aspetto che riguarda la raccolta delle acque bianche e dei reflui, quindi sostanzialmente delle acque di fogna nell'abitato di Niscemi, che evidentemente è ancora adesso carente da questo punto di vista e che probabilmente è una delle concause della frana. E poi la fascia rossa, l'area più a rischio. Qui non si sarebbe dovuto costruire più nulla. Le abitazioni dovevano essere eliminate, gli abitanti trasferiti, ma a distanza di quasi 30 anni quelle case sono ancora lì. La certezza è che già nel 97 e negli anni successivi la commissione che era stata individuata dalla Protezione Civile Nazionale aveva indicato le opere che si dovevano fare e che a distanza di quasi 30 anni, in sostanza, nulla è stato fatto. L'obiettivo adesso è individuare le responsabilità precise, capire chi dovesse intervenire non lo ha fatto, senza escludere alcun livello. Perché quella dello scorso gennaio potrebbe non essere solo una frana, ma il risultato di 30 anni di omissioni. Altre frane, smottamenti e fango a causa delle piogge delle ultime ore. La situazione più critica nel Messinese. Luca Ciliberti. La Sicilia si sbriciola sotto i colpi del maltempo. Le ultime piogge che hanno investito l'isola hanno determinato situazioni critiche soprattutto nell'area tirrenica del Messinese. Colate di fango e smottamenti che hanno interessato principalmente le strade provinciali di Messina e Caronia. Sulla strada provinciale 167 in zona Cesarò una persona è rimasta impantanata nel fango a causa delle intense precipitazioni. A Mistretta si registrano numerose frane sulle statali 117 e 173, sulle quali sono intervenuti i volontari della Protezione Civile regionale a bordo dei mezzi pick-up. A Santo Stefano di Camastra un movimento franoso dal costone sovrastante via Marina ha causato il crollo di una condotta fognaria principale diretta al depuratore. L'evento interessa circa 30 nuclei familiari e ha compromesso la funzionalità dell'impianto. A Castel di Lucio, allerta sulla strada provinciale 176 alle porte del centro abitato, dove si è verificata una frana sulla sede stradale in prossimità della locale caserma dei Carabinieri. Frane anche a Capizzi, dove è stata compromessa la strada di accesso alle case popolari in località Birruso. Nel palermitano la strada Madonna dei Casi a Carini ha ceduto spaccandosi e alcune famiglie sono rimaste isolati. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile. Situazione critica anche a Sutera in provincia di Caltanissetta, dove una frana verificatasi 14 anni fa torna a farsi sentire a causa delle ultime piogge. La protezione civile ha provveduto a evacuare 6 famiglie del quartiere Rabbatello. A complicare ulteriormente il quadro è l'isolamento viario della zona. La strada Sutera-Campofranco è spesso chiusa, mentre la strada Sutera-Mussomeli si presenta dissestata e pericolosa. Il Tribunale di Trapani ha annullato le sanzioni alla nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans per aver soccorso 69 migranti nell'ottobre del 2023. Il fermo amministrativo di 20 giorni e la multa di oltre 3.000 euro, applicati a suo tempo secondo il decreto Piantedosi, sono stati giudicati illegittimi. Turismo a 2 facce per Pasqua in Sicilia. I venti di guerra frenano i flussi sulla parte orientale dell'isola,
molto meglio invece a Palermo, ma c'è anche una flessione in altre località della Sicilia occidentale. Marco Gullà. Una Sicilia divisa in due sul fronte delle presenze turistiche per le vacanze di Pasqua, a incidere anche lo scenario internazionale con i venti di guerra in Medio Oriente che frenano i flussi soprattutto dai mercati più lontani. I turisti provenienti da Asia e Oceania, infatti, quest'anno risultano tra i grandi assenti, complice la cancellazione di voli, le deviazioni di rotta e il caro tariffe. A pagarne il prezzo più alto è la Sicilia orientale, in testa Taormina, che registra un calo di oltre il 2%. Qui almeno il 30% delle camere d'albergo risulta ancora disponibile, un dato che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile con strutture sold out già settimane prima. Scenario diverso invece a Palermo, dove i numeri restano positivi. Secondo i dati diffusi dall'aeroporto Falcone Borsellino, tra l'1 e il 7 aprile sono attesi circa 200.000 passeggeri. Bene anche le strutture ricettive con buoni livelli di occupazione. Pasqua si conferma un momento strategico per il turismo della nostra regione, soprattutto per la nostra città, Palermo. I dati lo confermano chiaramente, perché registriamo una domanda in crescita con strutture ricettive che si avvicinano al tutto esaurito, soprattutto nel segmento alberghiero di qualità e soprattutto nei giorni tra Pasqua e Pasquetta. Lo testimoniano anche i numeri dell'aeroporto Falcone e Borsellino, che sono stati proprio dimostrati qualche giorno fa, con un incremento del 15% del traffico internazionale. Segnali di flessione però si registrano in altre aree della Sicilia occidentale, in particolare tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo. Il tempo per recuperare comunque non manca in vista dell'avvio della stagione estiva. Intanto, dopo più di 24 ore, il Sicilia Express è arrivato nella nostra regione. Ultime fermate questa mattina a Siracusa e a Palermo, a bordo del convoglio speciale contro il caro voli, lavoratori e tanti studenti fuori sede che si dicono stanchi ma divertiti più che in aereo. Emanuela Corsi. Giochi, karaoke, balli, esperienze, bello, fatelo. Più di 24 ore tra giochi, intrattenimento e musica. Il lungo viaggio dei siciliani fuori sede è terminato. Il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione siciliana in collaborazione con FS e Treni Turistici Italiani, ha fatto le sue ultime fermate a Siracusa e Palermo nella tarda mattinata di oggi, riportando a casa studenti e lavoratori per trascorrere le festività pasquali con le proprie famiglie. È la terza volta in realtà che prendo il Sicilia Express e sicuramente ce ne sarà una quarta, una quinta, spero all'infinito, perché non è solo un modo per tornare a casa, ma anche un modo per conoscere gente eccezionale già nei primi 10 minuti. Il convoglio partito da Torino Portanuova alle 11:15 di ieri ha attraversato lo Stivale. A Messina si è poi diviso per raggiungere sia l'area occidentale che quella orientale dell'isola. A bordo anche attori e personaggi dello spettacolo, tra cui Ezio Greggio, che hanno intrattenuto i giovani viaggiatori arrivati in Sicilia stanchi ma felici. È un'esperienza divertente in cui ho incontrato un sacco di persone particolari e poi comunque ho pagato pochissimo. Il Sicilia Express è un'opportunità per circa 500 persone, ma non risolve il problema del caro voli, che resta comunque una piaga delle festività natalizie e pasquali. Il 7 aprile il treno farà il suo viaggio di ritorno verso il nord Italia. Nasce a Ragusa la stazione di posta, un presidio di accoglienza a sosta breve previsto per offrire un aiuto concreto a chi è in difficoltà economiche o in povertà assoluta, un punto cioè dove fermarsi, prendere fiato, provare a ripartire. Veronica Barbarino. Nel cuore del centro storico di Ragusa nasce una nuova risposta concreta ad un'emergenza sociale di povertà sempre più forte. È la nuova stazione di posta, un rifugio per chi resta indietro. I numeri ne confermano l'esigenza. Nell'ultimo anno, infatti, oltre 3.000 persone tra migranti e ragusani si sono rivolte ai centri di ascolto, mentre la povertà assoluta ha superato il 10%, includendo sempre più minori e giovani. Stiamo registrando a Ragusa sempre di più la presenza di persone con difficoltà abitativa temporanea. Lo stabile è stato ristrutturato con i fondi del PNRR, è stata una riqualificazione importante ed è stato invece per i servizi affidato alla Caritas diocesana, che già da tempo offre sul territorio servizi analoghi.
Negli anni 50 era una fabbrica del ghiaccio, ma per anni è stata abbandonata. Oggi è diventato un centro servizi in cui trovare l'essenziale: distribuzione alimentare, docce, camere da letto con bagno e una cucina che si affaccia su Ragusa Ibla. Un luogo in cui le persone possono incontrarsi, sentire il calore di volontari, di operatori qualificati che possono aiutarli e sostenerli a riprendere il cammino della propria vita. È una risposta rivolta a tutti, senza distinzione, che potrà accogliere a rotazione fino a 400 persone l'anno. Gran bella cosa, a Ragusa. I nostri amici cani entrano nei reparti di pediatria degli ospedali del Siracusano. Dopo Lentini e Avola, stamattina è stato il turno dell'Umberto I di Siracusa. Tra i piccoli decenti che hanno ricevuto in dono l'uovo di Pasqua, sorrisi e curiosità. Francesco Aloi. La Pasqua è per tutti, anche per i piccoli degenti degli ospedali. Nel reparto di pediatria dell'Umberto I di Siracusa arrivano anche loro, i cani. Una grandissima apertura da parte di tutti i reparti che ci hanno veramente coccolato, insomma hanno coccolato noi ed Aria. Così gli amici a quattro zampe, accompagnati dai loro conduttori, portano un'ondata di allegria, ma anche di curiosità. Loro sono cani operatori preparati, hanno una profilassi sanitaria abbastanza impegnativa da dover superare, dei test comportamentali, ma di base hanno delle qualità che non si insegnano, che sono quelle dell'empatia. Tra sorrisi e domande, i piccoli pazienti certamente ricorderanno i giorni del ricovero anche per questo. I cani in corsia. Non accade tutti i giorni. È la prima volta che ospitiamo un'associazione che porta un cane in ospedale, abbiamo scelto la pediatria. I cani non solo qui all'Umberto I, ma anche in altri nosocomi della provincia. Sì, l'iniziativa è stata diffusa a tutte le pediatrie della nostra azienda, sono stati già a Lentini, ad Avola ed è l'ultimo giorno qui a Siracusa. E naturalmente non può mancare l'uovo, che ogni bambino aspetta, forse più che per il l'attesa e per la sorpresa. Giustamente, è il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, con il Catania che prepara la partita di lunedì in casa con il Picerno per consolidare il secondo posto. Vi aspetto. Attenzione puntata soprattutto sul reparto offensivo per il Catania in vista della partita di lunedì prossimo contro il Picerno. Il nodo è rappresentato dall'utilizzo di Caturano o Lunetta come punta centrale. Francesco Triolo. Pasquetta in campo per il Catania, niente gita fuori porta, l'obiettivo è far viaggiare il Picerno ma sul terreno di gioco. I rossazzurri preparano la sfida di lunedì con una missione chiara: dare continuità al successo di Latina, rafforzare il secondo posto e perché no alzare lo sguardo, anche perché contemporaneamente proprio nel giorno di Pasquetta è in programma il derby tra Salernitana e la capolista Benevento, un incrocio che può riaprire scenari. Intanto Viale accelera il lavoro, giorni intensi per conoscere a fondo uomini e caratteristiche, con un'attenzione particolare al reparto offensivo. Qui le assenze pesano, Forte e Rolfini restano fuori e anche contro il Picerno non dovrebbero esserci. Davanti quindi ballottaggio aperto, uno tra Caturano e Lunetta guiderà l'attacco, alle spalle un tridente dinamico con Brunzanini, Menez e D'Ausilio, e se dovesse partire titolare Caturano, Lunetta potrebbe anche arretrare e agire da esterno a sinistra o sul lato opposto. Cicerelli si prepara invece ad entrare a gara in corso con un minutaggio destinato a crescere, ma Viali continua a mischiare le carte, prove, soluzioni, alternative per arrivare pronto all'appuntamento di lunedì. Valutazioni in corso anche a centrocampo. Di Noia cerca continuità, Corbari è tornato a disposizione, mentre Quaini e Di Tacchio restano punti fermi e in difesa si rivede Carnielutti di nuovo dentro le rotazioni dopo un periodo ai margini. Il conto alla rovescia è partito, Pasquetta si avvicina e il Catania vuole farsi trovare pronto. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio.